L'atmosfera è quella dei tempi passati. Siamo ad Aiello del Friuli, nel Museo della Civiltà Contadina. Colui che entra resta affascinato nel cogliere la fatica delle genti di un tempo trascorso. Proprio il senso del tempo che passa spinge un artista locale, Aurelio Pantanali, ad accostare agli attrezzi agricoli l'arte delle meridiane. Così le pareti e il cortile del museo diventano la tela su cui dipingere le ombre del tempo. Ben 12 orologi solari, realizzati da diversi artisti, fanno bella mostra in quello che ormai tutti chiamano il cortile delle meridiane. Su una colonna spicca una delle ultime realizzazioni, di cui abbiamo seguito la costruzione. È una fedele riproduzione di un orologio in pietra del II secolo d.C., ancora presente presso la Via Sacra in Aquileia. L'orologio solare viene realizzato in cemento granito. Fa da stampo una serie di forme in gesso opportunamente assemblate. Ogni singola forma in gesso si ottiene a partire da un calco in argilla. Per primo viene realizzato lo stampo per il basamento e la cornice dell'orologio. Poche ore dopo la colata, il gesso è completamente indurito e la forma può essere liberata e ripulita dall'argilla. Si procede con la costruzione dei pannelli laterali dello stampo. Per ultimo si realizza lo stampo della semisfera che fungerà da quadrante solare. Mancano purtroppo le immagini relative alla colata del gesso nella forma in argilla.
Le forme in gesso vengono quindi isolate con olio e finalmente assemblate. Una serie di legature di rinforzo evita che la pressione del cemento apra lo stampo durante la colata. Si procede alla colata del cemento granito. Dopo alcuni giorni dalla colata, con non poca emozione, si libera dallo stampo il pesante blocco di cemento e la nuova meridiana comincia a prendere forma. Il lavoro continua con le rifiniture, la creazione del foro gnomonico e la scolpitura delle linee orarie. Finalmente il lungo e paziente lavoro giunge a conclusione. Il pesante orologio solare viene posizionato su una colonna nel cortile delle meridiane.